Buonasera a tutti e soprattutto buonasera ai relatori, che ringrazio di essere presenti per questa serata. È un tema importante, come diceva Massimiliano, è un tema anche difficile, è un tema che muove i pensieri e muove a volte gli animi con sentimenti contrapposti. Il tema del dialogo fra religioni si sviluppa quotidianamente e si sviluppa molto spesso con dei conflitti e con dei confronti che portano purtroppo anche a delle conseguenze molto gravi che sono sotto gli occhi di tutti noi. Certo che in effetti quando la politica pensa di interessarsi a temi così alti, in effetti si pone, o perlomeno io mi sono posto una domanda: ha senso trattare il tema in un ambito comunque così ristretto e con relatori così importanti, perché poi possa avere anche, come dire, uno sviluppo intellettuale, si possa poi parlarne in altre sedi, si possa riuscire a fare dei ragionamenti che escono un po' da quei binari classici in cui siamo arrivati al punto di dire: beh, se arriva lo straniero, visto che è diverso da noi in qualche modo di principio lo rifiutiamo e poi ne parliamo. Questo secondo me è un ragionamento che deve essere in qualche modo, come dire, modificato, che deve essere in qualche modo ragionato, ma lo si può fare attraverso la conoscenza. Guardare il mondo per non fare delle sterili speculazioni, viverci in questo mondo abbracciandolo e sapendo che questo ci tocca da vicino. La globalizzazione ci mette a contatto con diverse fedi religiose e non per sentito dire. La nostra regione, Friuli Venezia Giulia, da secoli vive presenza multireligiosa e multiculturale, multietnica. Guardate, uno sguardo che ci interpella. E allora mi pongo questa domanda con voi questa sera, dialogo interreligioso: quale significato, quale opportunità ha dunque per le nostre vite questo ricco pluralismo etico, culturale e religioso che caratterizza il mondo di Dio oggi e la nostra particolare regione? Notate bene quale significato e quale opportunità. Io vedo in questo una sfida positiva. Ringrazio innanzitutto per l'invito a una cosa che per me è abbastanza strana, nel senso che io non sono un religioso, non sono un esponente di nessuna chiesa, mi occupo infatti di filosofia buddista e non di religione buddista, e quindi accolgo molto volentieri questa apertura a qualcosa che va oltre la disciplina, tra molte virgolette, religiosa. Io non credo che la religione sia una disciplina, però purtroppo l'università è trattata in disciplina. Questo per dire che in realtà io non posso dare un contributo specifico come esponente di una religione, però devo dire che qui ho sentito delle cose che mi mettono subito in sintonia, e cioè questo discorso sul dialogo che io ho imparato direttamente, diciamo, con Panica e indirettamente leggendo Platone. Cioè, quando Panica parla del dialogo dialogale, sostanzialmente riattualizza il dialogo platonico. In che senso? Che in un senso assolutamente non formale, non banale. Dialogo non è scambio di opinioni. Lo scambio di opinioni può essere scontro di opinioni e sicuramente è un incontro di opinioni a partire dalla certezza che ognuno di quelli che intervengono pensa di avere ragione. Il dialogo dialogale o il dialogo socratico è esattamente quello che si diceva prima, cioè un dialogo che è disposto in modo tale per cui i contendenti o chi si affronta è in grado, ha la forza
di mettere in discussione i propri punti di vista. Io non sono esperto assolutamente di dottrina o filosofia buddista, anche se ho avuto contatti e esperienze con persone più indù veramente che nelle Sri Lanka. L'impressione però, da quello che ho capito adesso nella tua relazione, è che sia un po', diciamo così, autogestita questa che è più una filosofia che una religione, mi pare di capire. E che non ci sia un maestro, comunque un qualcuno da seguire come esempio, da seguire come sacerdote. La cultura, alcune culture, come quella africana, non c'è distinzione tra religione e profano. Non c'è il profano e c'è la religione. No? Quindi c'è un problema adesso. Quindi non abbiamo, noi africani, la possibilità di pensare che qualcun altro potrebbe non essere religioso o potrebbe non credere in qualche cosa. Quindi questa è la prima difficoltà. Quindi al primo momento non ci sarebbe quindi nella nostra cultura la possibilità di ateismo. E nemmeno di animismo, perché chi ha detto che gli africani sono animisti ha detto lui, ma gli africani non lo sanno di essere ateisti, purtroppo. Speriamo che non è qualcuno che fa capire come mai sono animisti, non lo sono, non sono in grado di essere animisti, non lo sono. Questo l'avete detto Sant'Agostino, che è africano. Una persona normale, cosciente, non è capace di non credere in Dio. Questo lo diceva da africano, dalla sua esperienza reale. Perché nella cultura africana non c'è la non religiosità, non c'è un momento religioso poi un altro momento che non è religioso, quindi tutti i momenti sono vissuti religiosamente e anche culturalmente, questo possiamo dire così. Quindi la cultura e la civiltà sono tutti insieme, è un tutt'uno che difficilmente si separerà. E si separerà quando avremo a che fare con altre religioni, quando abbiamo incontrato persone che dicono di non credere in Dio. Allora diciamo, ma una persona non crede in Dio, cioè non ci crediamo che tu non credi in Dio, bene, perché nella nostra concezione di vita nessuno può darsi da solo, no? Visto che tutta la nostra vita siamo stati introdotti da bambini nei riti, nei sacrifici, nelle cerimonie, nei culti, adesso nessuno può pensare che gli altri popoli non stanno facendo la stessa cosa nel loro paese. Noi andiamo al contrario e vediamo, non facciamo queste cose che fate voi. Da questo punto di vista posso dire che ovunque diciamo, la gente è buona dappertutto, in ogni caso, in ogni situazione la gente si comporta in un certo modo, elabora certi schemi, adotta certi codici, certi linguaggi, si relaziona in un certo modo con l'ambiente nel quale si trova a organizzare la propria esistenza. Questo sia per una comunità di allevatori di renne della tundra sull'Artico, poche centinaia di persone che devono organizzarsi su una superficie vasta come tutta l'Europa. Questo sia per un gruppo di ragazzi, di adolescenti che si trovano nelle periferie di Los Angeles, che devono in qualche modo organizzarsi, recuperare un'identità, elaborare un senso, un linguaggio, un modo di stare insieme. Questo per quanto riguarda, mi viene in mente un gruppo di diseredati sulle strade di Addis Abeba, per esempio, che apparentemente non avrebbero niente in cui sperare, che si trovano in veri e propri reietti della società, che non hanno nulla, non possono, eppure anche loro si trovano, non perdono la speranza, continuano ad elaborare modi per stare insieme, modi per relazionarsi. Voglio dire, gli individui ovunque riescono a organizzarsi in comunità, ovunque riescono ad elaborare dei codici, cercano sempre di elaborare un equilibrio, vivono in equilibrio, elaborano per esempio dei modi per essere ospitali. Ovunque mi sono ritrovato con gli strumenti del geografo, quindi con tutte le scomodità del caso, viaggiando in qualsiasi modo,
con tutte senza nessuna delle comodità che in Occidente siamo abituati a dare per scontate, ovunque posso dire tranquillamente, mi sono ritrovato sempre bene laddove la popolazione locale si trova in situazioni di pace, di tranquillità, in armonia con l'intorno naturale nel quale devono organizzarsi. Tutti credono in Gesù Cristo, anche gli islamici pensano che Gesù Cristo fosse un profeta, no? Un profeta venuto, ovviamente un profeta ha un contatto in teoria con, come c'era il profeta Daniele, il profeta Elia, il profeta Mosè, eccetera, dovrebbe avere un contatto con il mondo divino e quindi essere un interprete anche di quella parola. Tra l'altro anche tutti i Vangeli sono stati scritti molto dopo la morte di Cristo, come anche il canone buddista, no? Come faceva presente il professore prima. Quindi noi che cosa abbiamo adesso? Abbiamo degli scritti, questo sto parlando dal mio punto di vista ovviamente, non voglio universalizzarlo né cercare di convincere nessuno. Un'analisi logica, diciamo così, io sono psicologo, quindi questa è la mia formazione, esperto in tecnologie, quindi per l'altra formazione. E per puro caso esperto in perché anch'io sto cercando la verità nel mio piccolo, nel mio piccolissimo. Visto che abbiamo poco tempo, volevo prendere un paio di esempi che avevano fatto gli altri relatori, no? E dare un'interpretazione magari lievemente, anche un'angolazione diversa, perché come si diceva giustamente, il buddismo non dice che l'assoluto non esiste, dice che non abbiamo gli strumenti per determinare se l'assoluto esiste e quindi, che ne sappiamo? No? Se noi fossimo qua tutti dei gatti, no? Diremmo appunto che Dio ha dei grossi baffi, no? Sti dentini, fa così sulle orecchie, no? Quando piove e si lecca, no? Però lo fa meglio, no? Lo fa in modo più assoluto, no? Oppure diremo, guarda, siamo dei gatti, poveri gatti, non riusciamo a sapere che cosa c'è di là. E questo è quello che dicono i buddisti, dicono noi non abbiamo gli strumenti né per umanizzare un divino né per determinare né descrivere l'assoluto, perché siamo dei piccoli, no, microbi che vivono una realtà relativa, in quanto tali non possiamo avere gli strumenti per determinare quella realtà. Bene, grazie Massimiliano, grazie a tutti voi per essere stati questa sera ad ascoltare questo convegno che con dei relatori così importanti, così profondi, credo abbia insegnato a tutti qualcosa. Io credo che perlomeno possa averci aperto la mente. Sicuramente a me ha aperto la mente. Ho capito delle cose, ho imparato delle cose che prima non conoscevo, che mi aiuteranno sicuramente ad approcciarmi a dei ragionamenti che sono del quotidiano in modo un po' diverso.